contenere la spesa per il riscaldamento nelle scuole, in particolare in questo periodo di crisi. Se l'anno scorso la provincia ha speso circa 7 milioni in più rispetto al 2019 per il riscaldamento, quest'anno la parola d'ordine è contenere la spesa. Così non si potrà più mantenere aperte le finestre per le intere ore di lezione, come avveniva in precedenza in occasione del contagio da Covid, e non perché il Covid sia scomparso, ma perché non è più possibile sostenere una spesa così elevata. Quindi, nella riunione che si è svolta una quindicina di giorni fa tra i tecnici della provincia e l'ufficio scolastico provinciale, si sono dettate le regole per risparmiare energia. Per esempio, nei fine settimana le scuole dovranno spegnere i riscaldamenti e le luci. Un'altra novità riguarda poi le vacanze di Natale, quando il personale scolastico presente a scuola dovrà magari essere riunito in un solo piano o in un solo comparto dell'edificio. Inoltre, le lezioni dei corsi serali del Newton e del Daverio sono state accorpate al Newton di Via Zucchi, così da scaldare una scuola sola.